Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Ora entriamo nel regno della casa. Allora, tutti noi sogniamo di avere una casa che ci rispecchi, che sia su misura per noi, che sia glam, ma che sia anche, diciamo, economica, perché di questi tempi sognare non sembra così facile. Allora, stasera scopriremo che non è così con due vere esperte della casa. Allora, do subito il benvenuto a Flavia Alfano e a Titti Dattoma, autrici di Soluzioni di Casa Risparmio Ambiente. Ciao, Benvenute! Ciao, benvenute! Sandra. In realtà questo è un bentornate, perché noi ci siamo conosciute nella stagione scorsa, quando avete pubblicato un vostro bellissimo libro. Era il vostro primo libro, si chiamava Soluzioni di Casa. Sì. Erano tantissimi i consigli. Quest'anno siete tornate perché siete di nuovo in libreria con un altro libro che si chiama Soluzioni di Casa, Risparmio Ambiente. E diciamo che siete quanto mai attuali, perché da tutte le soluzioni che c'erano l'anno scorso, quest'anno proponete soluzioni ecocompatibili. Sì. Economiche, però Sì. sempre molto chic, giusto? Questo è. E allora vediamo subito, prima di entrare tra le vostre pagine, vorrei capire con voi come va di questi tempi con le nuove scommesse, perché è un periodo veramente durissimo poi soprattutto per la carta stampata. Allora, come è andato il vostro scorso libro e come sta andando questo? Perché di voglia di scoprire cose nuove ce n'è, però c'è voglia anche di leggere, di documentarsi, di fare un piccolo investimento? Sì, beh, il primo libro è andato molto bene, nel senso che le nostre soluzioni erano sempre pratiche, brevi, concise e quindi hanno funzionato. E allora il nostro editore ci ha chiesto di scriverne altre, ma con un tema molto attuale, nel senso che siamo sollecitati sempre da articoli di giornali che ormai ci dicono che bisogna risparmiare, che bisogna stare attenti all'ambiente. E allora le nostre soluzioni, tutte quelle pratiche che si possono fare in casa, per la famiglia, per noi stessi e per la casa, le abbiamo dato in ognuna di queste un piccolo suggerimento su come risparmiare in casa. Sono tanti piccoli accorgimenti che però sommati tutti insieme fanno veramente la differenza. Benissimo, allora cerchiamo di vederla questa differenza capendo quante soluzioni date. Allora, sono tantissime ma sono ben divise perché bisogna essere organizzatissimi, adesso che la vita è frenetica, tempo poco, quindi allora come ci siamo divisi? Allora, in questo secondo libro, Risparmio Ambiente, così è il titolo, siamo partite ovviamente in casa, dalla cucina, il cibo e la spesa. Abbiamo poi deciso di affrontare un po' il mondo della moda, dell'abbigliamento. Abbiamo affrontato anche il trasloco e poi capiremo perché tutti questi temi differenti, e anche i festeggiamenti, perché comunque i festeggiamenti sono spalmati nell'arco di tutto l'anno e ogni occasione può essere una spesa effettivamente per ognuno di noi, sia che si organizzi una festa, un party, e poi anche gite e vacanze. In gite e vacanze è logico che ci piace sapere di andare a vedere posti nuovi, di andare con i figli, di mandarli, però con un po' di attenzione anche le vacanze e le gite possono diventare belle ugualmente con un po' di risparmio. Certo. Quindi queste soluzioni nel secondo libro sono 201 e 269 quello precedente, per cui ce n'è tante Ce ne da sono cui veramente attingere. tantissime. Allora, vediamo, entriamo subito in casa. Entriamo in casa e iniziamo a capire che cos'è ecosostenibile e ecocompatibile per voi. Partiamo dagli sprechi da tagliare, quelli principali, magari noi non ci facciamo caso, in verità spendiamo tantissimo. Uno su tutti quale può essere? Beh, intanto spegnere la luce quando si esce dalle camere. Questa è una cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare sempre noi e insegnare ai nostri figli, a quelli che abitano in casa con noi. E poi staccare sempre quando si va via o anche la sera tutte quelle spine che lasciano accesi i LED, compresa quella di ricarica del cellulare o di altre cose che abbiamo in casa. Perché nonostante che sia spento, non ci sia attaccato un cellulare, quel trasformatore continua ad assorbire energia. Infatti se lo tocchi è caldo, quindi vuol dire che sta consumando. Se invece questo piccolo trasformatore di ricarica del cellulare o di altre cose si stacca dalla presa, smette di consumare energia. Un'altra cosa che possiamo risparmiare, che è assolutamente ecocompatibile, fa bene al nostro ambiente, è l'acqua. L'acqua è fondamentale perché comunque tanti piccoli risparmi fanno un gran bene a tutto il pianeta. E allora noi diciamo,
ad esempio per l'acqua del rubinetto, della cucina o del bagno, di applicare un piccolo rompigetto. È una cosa che si avvita al rubinetto del lavandino e che fa diminuire il consumo dell'acqua del 30% su quel rubinetto, che è tantissimo, perché immette dell'aria insieme all'acqua, quindi il flusso dell'acqua rimane invariato, quindi è copioso come prima. Però il rompigetto fa sì che l'aria e l'acqua insieme facciano risparmiare il 30% di acqua. Ecco, queste sono soluzioni facilissime, fondamentali, appuntarcele subito. Facili, molto brevi. Sì, assolutamente. Poi può essere anche molto utile dare una nuova vita a qualcosa che già abbiamo in casa. Per esempio, partiamo da quello che abbiamo in casa tutti, dai giornali. Non sappiamo mai che fine fargli fare. Allora, vediamo, abbiamo anche un contributo, abbiamo l'immagine dell'uso dei giornali. Sì, ecco, in questo caso noi suggeriamo ad esempio di leggere bene ovviamente i nostri giornali quotidiani. Una volta letti li teniamo da parte perché ci possono essere molto utili per fare dei pacchetti mettendo un bel nastro e facendoli bene. Possono essere dei cestini molto originali il momento in cui si creano delle fettucce tutte uguali, strette e assemblate a intreccio e poi magari passando un flatting che possa dare luce a queste fettucce abbiamo già un secondo uso che è un po' più bricolage ma estremamente nuovo e piacevole da tenere in casa. È passata l'immagine molto carina anche di un utilizzo in casa che puoi fare anche tu in primavera-estate, puoi rivestire i tuoi golf di lana o di cashmere appunto con la carta del quotidiano perché è un antitarme molto efficace. E poi anche se hai le scarpe bagnate dalla pioggia puoi inserire appunto il giornale accartocciato all'interno della scarpa, assorbirà l'acqua e rimarrà anche come un'ottima forma per le scarpe sia da donna che da uomo. Questo è utilissimo poi in questa stagione, tra l'altro vedevo dei giornali anche nelle borse. Altra cosa utile perché tante volte mettiamo via delle borse che poi non riconosceremo mai più perché le abbiamo perse, le abbiamo trasformate perché questo può essere un altro utilizzo e le fa stare e non le fa inumidire, quindi stesso discorso delle scarpe. Assolutamente molto utile, poi anche per esempio se tu cucini e non hai voglia di, se friggi, di occuparti più di tanto del dopo, se previeni mettendoli a terra o a fianco della cucina, il giornale ti aiuta per gli schizzi, senza levare poi il primo, diciamo, ruolo che ha il giornale per pulire i vetri e questo anche nel nostro primo libro perché comunque le soluzioni sono sempre di buon senso e attente alla casa. In questo secondo risparmio ambiente c'è un'attenzione superiore ma al momento in cui tu ti abitui a fare delle cose con un senso utile e pratico poi vedi che hai un buon beneficio e risparmi sempre. E quindi noi diciamo di pulire i vetri, gli specchi, appallottolando il giornale e poi aiutandoti con un detersivo adatto, con dell'alcol, perché questo fa splendere bene. Benissimo. E ancora nel risparmio abbiamo parlato che è importante spegnere la luce, non consumare l'acqua, ma anche disporre bene la casa in termini di ambienti. Sì, certo, è importante perché a seconda di come vengono utilizzate le stanze si può risparmiare in termini di luce e anche in termini di riscaldamento. In termini di luce perché le stanze esposte alla luce nel pomeriggio sono adatte ad esempio ad avere la stanza dei bambini perché studiano di pomeriggio, le stanze che hanno più luce la mattina possono essere adatte a chi magari fa dei lavori in casa, una sarta o chi comunque cuce, taglia o fa delle cose in casa. Per quanto riguarda il riscaldamento noi diciamo sempre tenete in casa una temperatura consigliata dal comune che sono i 20-21 gradi, però se avete delle stanze o dei rispostigli che non utilizzate tenete la porta chiusa e dentro il riscaldamento spento. Adesso sarà obbligatorio dal 2013 applicare a ogni termosifone una manopola che segna i gradi, quindi tenete la giusta temperatura, spento dove le stanze che non usate e nella camera da letto, laddove si va a dormire e si sta sotto le coperte o morbido e caldo piumone, tenete almeno di 2 gradi la temperatura più bassa perché le coperte e il piumone sopperiranno a questo calore, fanno il loro lavoro. E a proposito di tenere caldi gli ambienti e tenere gli ambienti nei posti giusti, vediamo una bellissima immagine di tende che si possono fare, sono tende eco chic. Sì. Vediamo e cerchiamo di capire perché eco chic.
Sono chiccosissime, quello si Sono vede. chic perché in questo caso abbiamo utilizzato delle stoffe di velluto, di garza e anche dei nastri, e queste stoffe, che comunque possono essere chiamate, definite solitamente o degli scampoli o delle stoffe in più a quelle che ti sono servite per fare un altro scopo, facendo delle strisce tutte uguali, della larghezza e lunghe quanto ti occorre per coprire la finestra, sono estremamente chic, perché abbiamo scelto anche dei colori in gradazione in questo caso, però sono tutte allineate insieme, vicine, danno un effetto ovviamente coprente ma anche con qualche spiraglio di trasparenza, e sono un modo per riutilizzare un tessuto che tu hai in un modo veramente nuovo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E di soluzioni così ce ne sono tantissime, abbiamo detto, solo in questo libro sono 201. Ne hai scoperte tante. Tantissime, ma poi soprattutto questa sera abbiamo la fortuna di avervi qui, per cui ne scopriamo un po' in anteprima tante insieme a voi, quindi dico ai nostri telespettatori di restare incollati alla TV, perché subito dopo la pubblicità torniamo qui e andiamo prima in cucina, poi parliamo di figli, trasloco, gite, insomma state qui, a tra pochissimo.